Telespettatori, ben trovati a Storie di Famiglia. Il momento della nascita di un figlio è una gioia talmente grande che si può capire solo quando si diventa genitori, quando per la prima volta lo si prende in braccio, lo si abbraccia, lo guardiamo, lo baciamo e lo vorremmo prima che bello e sorridente, naturalmente sano. Per questo ogni madre, nel momento in cui si accorge di essere in dolce attesa, dovrebbe essere consapevole di quanto sia importante non solo per lei, ma soprattutto per la creatura che porta in grembo, vivere e alimentarsi correttamente durante questi 9 mesi di gravidanza. Ne sono stati consapevoli Alessandro e Sara, 2 genitori che hanno deciso di mettersi a disposizione per far capire quanto importante sia non assumere nessun tipo di bevanda alcolica durante i 9 mesi di gestazione. Vediamo come. Penso che nel momento in cui si decida di avere un figlio si deve volere che questo figlio nasca sano e che possa vivere la sua vita nel migliore dei modi, quindi se si può sensibilizzare le donne, ma non solamente le donne, perché come dicevo prima è tutto il contesto in cui la donna passa questi 9 mesi che è importante. Se si può sensibilizzare la famiglia e la società al fatto che l'alcol durante la gravidanza può nuocere al feto, quindi al bambino, al nascituro, è una cosa importantissima, prioritaria, quindi per questo abbiamo aderito a questa sensibilizzazione. Per le mamme questo è il messaggio: non fare uso di alcol durante la gravidanza e nemmeno qualche brindisi, che a volte si dice potete fare qualche brindisi oppure bere qualche bicchiere, non fa nulla. Non bevete, e i familiari e gli amici di collaborare con le mamme al fine di portare avanti questo obiettivo. Ecco, da quello che avete appena visto ne è nato un messaggio, o meglio un videomessaggio che il giorno 9 del 9, quindi il 9 settembre del 2014 alle 9 del mattino e 9 minuti è stato diffuso contemporaneamente in tutto il mondo. Vediamo quindi questo messaggio importantissimo. Un messaggio forte, quello che abbiamo appena visto, realizzato da Fabbrica, che ha uno scopo altrettanto importante, quello di salvaguardare la vita dei nostri figli. Parleremo proprio di questo stasera a Storie di Famiglia, e lo faremo con una famiglia al completo. Alessandro Troncon, che salutiamo e ringraziamo, rugbista e punto fermo della Nazionale, nonché direttore responsabile tecnico dell'Under 20, se non erro, vero Alessandro, certo, della nostra nazionale di rugby. Con lui in braccio abbiamo Piero, il suo bambino più piccolo, la moglie Sara Bettetto, buonasera, insieme a Carlotta, la loro primogenita. Ecco, questi sono 2 genitori che hanno accettato di venire qui questa sera, nostri ospiti, assieme ai loro 2 bellissimi bambini. Il più piccino è proprio il protagonista del video che abbiamo appena visto, un video studiato e come abbiamo detto realizzato da Fabbrica, che è il centro di ricerca per la comunicazione del gruppo Benetton, per EUSFA,
EUSFAD Alliance. Cos'è EUSFAD? Lo scopriremo assieme alla dottoressa Patrizia Riscica dell'ULSS numero 9. Buonasera anche a lei, dottoressa Riscica, che ha lavorato assieme al suo team per realizzare questa seconda campagna denominata Too Young to Drink, vero dottoressa? Sì, questa campagna segue in qualche modo un discorso che era nato molto prima, che è la campagna che abbiamo realizzato qua a Treviso con l'ULSS 9, Mamma beve, bimbo beve, il famoso spritz, il feto nello spritz, nel bicchiere. Sempre è un visual creato da Fabbrica, anche questo, e che è nato proprio per iniziare a comunicare un messaggio che a nostro avviso deve essere il più possibile sentito da tutti, che è quello del consumo di alcol in gravidanza. Questo è il lavoro che abbiamo fatto qua nel territorio trevigiano e credo che questo lavoro che abbiamo fatto, cui anche Sara allora ha partecipato con una delle nostre azioni, che è stato il Mamma Day, mi pare, Sara, no? Aveva già iniziato anche un discorso di sensibilizzazione proprio delle mamme. Too Young to Drink è un progetto invece un po' più sostanzioso, nel senso che ha coinvolto tutto il mondo. Nasce da un'idea di EUFASD, che è un'associazione che si occupa di problemi relativi a quello che può accadere a un bambino di una donna che ha bevuto durante la gravidanza, quindi una serie di... Abbiamo Piero. C'è il nostro Piero che si sta facendo sentire, del resto lui è stato il protagonista di questo video e vuole essere il protagonista anche oggi della nostra trasmissione. Simpaticissimo. Quindi Patrizia, lei stava dicendo l'importanza di questa campagna. Sì, stavo dicendo di EUFASD, che è un'associazione che si occupa appunto a livello europeo della FASD, che è quel disturbo che può avvenire, crearsi come danno in un bambino figlio di una mamma che ha fatto un consumo di alcol durante la gravidanza. Questo disturbo può essere lieve, cioè semplicemente dei danni a livello dell'apprendimento o dell'accrescimento corporeo, fino a diventare un disturbo conclamato, che è quella cosiddetta FAS, la sindrome della fetopatia alcolica, che è un disturbo conclamato dove i danni comportamentali e mentali si associano anche a una malformazione fisica ben precisa. Vediamo anche il cartello. La FAS colpisce 12 bimbi nati vivi su 1000. La FASD invece, queste malattie correlate, ha un'incidenza molto, molto più alta. Ecco, questi dolori possono spaventare, ma di fatto sono stati fatti da uno studio del Policlinico Umberto I di Roma, quindi con una tecnica precisa, diciamo, rispetto dal punto di vista scientifico. Il problema è che noi in Italia questo problema lo conosciamo poco o quasi nulla, quindi di studi in Italia c'è solo questo, ed è uno studio allarmante, che va detto. All'estero c'è sicuramente qualcosa di più e sono anche più attrezzati di quanto siamo qua in Italia ad affrontare la problematica, sia da un punto di vista informativo, sia per quanto riguarda poi la cura o la presa in carico dei bambini. Scopriremo perché l'Italia è un po' in ritardo rispetto al resto dell'Europa subito dopo. Intanto volevo chiedere, adesso che il nostro Piero si è un po' tranquillizzato, anche la mamma ha tirato fuori il ciuccio, che ci vuole sempre, vero Piero? Da chi è partita l'idea di aderire a questa campagna di sensibilizzazione? Mi è stato richiesto direttamente dal reparto ostetricia durante il mio periodo di permanenza in reparto, quando ho partorito Piero, e non appena mi è stato richiesto ho aderito molto volentieri, in quanto conoscevo già il progetto e è stato un onore poter partecipare e dare la possibilità a Piero di essere il testimonial nuovo. 7 giorni dopo la sua nascita siamo andati alla fabbrica e abbiamo girato questo spot con enorme piacere, visto, diciamo, il tema, che è molto importante, e ci siamo sentiti estremamente vicini, soprattutto dopo l'evento, insomma, della nascita di Piero. Alessandro possiamo definirlo un po' il gigante buono, un po' come tutti i rugbisti, loro puntano molto
posso darti del tu, vero Alessandro, nel vostro terzo tempo, nella solidarietà che è un po' una caratteristica del vostro sport, vero Alessandro? Sicuramente si parla sempre di rugby per i valori di rugby Si fa sentire il nostro di rugby, di sport per i valori che comunque tutto lo sport porta avanti, quindi quando si può comunque partecipare ad una campagna di questo genere per aiutare un fine poi che adesso sappiamo sicuramente è molto importante, siamo felicissimi, siamo stati felicissimi e la nostra disponibilità è stata completa perché comunque... Tu puntavi in questo video, nel video di backstage, puntavi molto sull'aiuto che deve essere dato da parte della famiglia alla donna in gravidanza. Perché comunque una donna nel momento in cui è incinta si sa che probabilmente non può essere più debole rispetto ad altri momenti, possono esserci delle situazioni un po' più difficili. Quindi sicuramente tutto l'entourage, tutto l'ambiente in cui questa donna vive è molto importante per la gravidanza, quindi penso che possa essere lecito qualche debolezza, qualche donna, però se l'ambiente in cui vive la aiuta ed è un ambiente sano, penso che comunque si possano risolvere questi tipi di problemi e soprattutto si possono anche evitare. Dottoressa Riscicca, abbiamo detto intanto al nostro Piero... Ha fame, credo. Ha fame. Sì. Il nostro Piero intanto continua a farsi sentire, vuole anche lui rendersi partecipe della nostra trasmissione oggi. Dottoressa Riscicca, stavamo parlando della consapevolezza delle madri, l'uso dell'alcol in gravidanza fa male. I medici, le associazioni dei medici, quando si sono resi conto fermamente di questo grosso problema che potrebbe insorgere nella donna e nel figlio. La sindrome è stata descritta per la prima volta nel 1978 in Francia. Di fatto mi sentirei di dire però che forse i medici ancora non si sono resi conto tutti del fatto che bisogna raccomandare la sospensione dell'alcol in gravidanza, nel senso che anche nel 2009 noi avevamo fatto un'indagine sempre col progetto Mamma Beve Bimbo Beve qua nel territorio per valutare anche quanti ricevevano informazione. I valori sono molto bassi e anche a livello italiano sono stati fatti altri studi, meno del 30% degli operatori sociosanitari. Sono consapevoli, dobbiamo dare tranquillo, anche perché il nostro Piero probabilmente ha fame. Quindi noi intanto ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità e magari vediamo se Piero riesce a prendere il passo del pomeriggio. A tra poco con Storie di Famiglia. Eccoci nuovamente in studio, nel frattempo il nostro Piero ha mangiato un po' di pappa dalla mamma e quindi si è anche un po' tranquillizzato, l'abbiamo comunque lasciato alla nonna e continuiamo a ringraziare Sara e Alessandro e naturalmente i loro due bambini Carlotta e Piero, questa famiglia che ha accettato di venire oggi a Storie di Famiglia, una famiglia... Scusate il gioco di parole, che si è resa disponibile per sensibilizzare le mamme su un argomento molto importante, quello delle bevande alcoliche in gravidanza, un uso che non dovrebbe mai esserci, vero dottoressa Riscicca, neanche un bicchiere? No, perché non sappiamo se c'è una quantità non dannosa, per cui l'OMS per un... questione proprio di sicurezza, sostiene che in gravidanza non si deve bere nulla. Questo comporta la possibilità di prevenire al 100%. E per bere, mi scusi se la interrompo, perché tante volte per bere si intende
il superalcolico, in realtà allora, si parla anche di alcolici a bassa gradazione. Sì, noi parliamo di qualunque bevanda. Ha fatto bene a farmi questa domanda perché è verissimo, la gente spesso confonde il concetto di alcol, dice la birra non è alcol, no? Invece l'alcol è presente in tutte le bevande appunto alcoliche, tra cui la birra, il vino, eccetera. Ma io dico sempre, per capire il problema, pensiamo solo a questo, che se io do da bere a una mamma prima di partorire un bicchiere di vino, misuro la quantità di alcol che ha nel sangue, la mamma partorisce e dopo misuro l'alcol della mamma e quella del bambino, troviamo una quantità quasi identica. Cosa significa? Che nessuna mamma si sognerebbe di dare un bicchiere di vino a un bambino appena nato, ma se glielo dà prima di nascere arriva perché la placenta fa passare la molecola dell'alcol, una molecola piccola e passa, e l'alcol ha un'azione proprio di danno tossico diretto sulle cellule del bambino. Ecco la slide che stiamo vedendo, che cosa rappresenta? Allora, dottoressa? questo è un caso estremo, nel senso che questa è una slide di un TAC di un bambino normale, quindi con un encefalo normale, e con un bambino con una sindrome FAS importante, quindi con un danno cerebrale importante da alcol. I danni maggiori sembrano che siano nel primo trimestre, quando proprio si forma il sistema nervoso centrale e quindi l'alcol, avendo un'azione tossica, può compromettere fortemente la funzionalità cerebrale. Quindi bere nei primi 3 mesi di gravidanza, ma anche dopo, e anche dopo, magari già che ci siamo, anche in allattamento, perché passa anche nel latte. Infatti bisogna evitare o comunque far passare un po' di ore prima di, è meglio evitare perché non è necessario il consumo, tutte le cose che dicevano le nostre nonne della birra che fa latte, eccetera, che no, lo dicevano anche a me quando ho avuto i bambini. Anche adesso lo dicono? Sì, lo dicono anche adesso, in realtà fa parte un pochino delle tradizioni popolari che però hanno una base non scientifica, anzi c'è un danno. Alessandro, Sara, il vostro Piero, questo video dove rappresentate il vostro Piero è andato in tutto il mondo. Sì, effettivamente sì, abbiamo seguito tramite Facebook e i social, effettivamente vabbè, la sua immagine, ma il progetto, questa è la cosa importante, perché effettivamente a noi fa piacere che sia stato lui il testimone, ma il progetto che sia andato in tutto il mondo e non molti paesi abbiano aderito a questo progetto, è quello l'importante, ed è estremamente importante soprattutto per i paesi in via di sviluppo, visto anche in Nigeria ad esempio, cioè è pazzesco come... Sono messaggi importanti perché è proprio la cultura, se da noi c'è ancora chi dice vabbè un bicchiere... E stiamo parlando di un paese industrializzato, sì, quindi figuriamoci. non fa nulla, pensiamo in quei paesi che uso c'è ancora dell'alcol, quindi no, sto parlando. Una campagna, dottoressa Rishika, che è andata in tutto il mondo. Il visual è fatto in modo tale che ogni bottiglia rappresenta una cultura. Le bottiglie quindi in questione erano 6, quelle che sono state rappresentate. Esatto, erano 6. Allora abbiamo la prima sulla destra è la bottiglia di vino, la seconda è il rum, la terza sarebbe lo champagne, quindi Francia, poi abbiamo la birra, la vodka e il whisky. Cioè l'idea di fabbrica che ha lavorato poi... Lo ricordiamo, ecco. L'ha fatto gratuitamente tra l'altro, vero? Sì, certamente. Fabbrica è sempre stato sensibile alle campagne sociali, in particolare con noi appunto avevamo già lavorato in maniera eccezionale con la campagna Mamma beve, bimbo beve, quindi quando c'è stato questo incontro con EUFASD, che ripeto è un'associazione europea, che si occupa proprio del problema della FASD, ed è stata lanciata questa idea di fare una campagna, in un primo momento pensavamo europeo, in realtà ha preso tutto il mondo perché è partita dal Giappone alle 9 del fuso orario giapponese ed è arrivata fino in Brasile. È stata una cosa meravigliosa che credo che non sia mai successa al mondo, una campagna sanitaria di questo tipo. Quando abbiamo deciso di
di fare questo abbiamo proposto a Fabbrica, ma vediamo se ci dà una mano in questo, e Fabbrica è stata eccezionale e abbiamo lavorato in maniera bellissima, credo proprio, sì, questa si vede bene la cartina, alle 9 alle 9:09 del giorno 9 settembre. È partita col fuso orario giapponese, che da noi era circa mezzanotte. E quindi cosa abbiamo fatto? Perché non abbiamo ancora detto cosa abbiamo fatto. Allora, questo visual è stato riprodotto nei vari paesi, o con striscioni o con poster, eccetera. Le persone sono scese nelle piazze, nelle strade. Questo flash mob che è stato fatto a Venezia, in piazza San Marco. Questa è piazza San Marco. Le persone sono scese nelle piazze, hanno fotografato o filmato il visual e l'hanno messo nei social media e ha cominciato a girare nel mondo con un ritmo vorticoso, perché poi è partita una virilizzazione per cui prima lo mettevano le associazioni dei vari paesi, poi anche alcuni cittadini si sono attivati. Questo è Facebook, abbiamo usato quindi molto Facebook, molto Twitter, anche Instagram ma un po' meno, e quindi Twitter in particolare ha avuto un record in qualche modo, perché in quel giorno abbiamo avuto più di 10 milioni di Twitter e l'hashtag FASD, perché l'hashtag FASD era sempre collegato a quello Too Young to Drink, e si è posizionato nell'ambito al terzo posto, per cui è stata una cosa molto forte quel giorno. È stato un grande successo. Alessandro, secondo te quanto inciderà questa campagna nella consapevolezza familiare del non bere durante i 9 mesi e l'allattamento, ripetiamo, perché anche questo è importante? Spero molto, perché comunque è un problema ancora che non si conosce bene, soprattutto la gente non lo conosce bene, non è attenta a questo aspetto che invece devo dire anch'io adesso conosco molto meglio, e effettivamente è un problema importante se non viene divulgato, se non viene... Tu quando sei venuto a conoscenza di queste problematiche? Io sono venuto a conoscenza, allora... Cioè nel momento in cui sei diventato genitore o l'hai conosciuto prima questo? No, dopo. Forse perché dopo rispetto alla prima volta che ero diventato genitore, cioè alla nascita della Carlotta, perché avevo visto la campagna Bimbo beve, mamma beve, bimbo beve, quella con lo spritz, certo. E dopo molto forte questa, poi quella quindi sicuramente è un problema che si dà per scontato che non sia veramente un grosso problema, ma in realtà lo è. In realtà lo è, e dopo che ho saputo i numeri che la dottoressa ci ha detto che sono attualmente, è sicuramente, bambini, certo. Sicuramente un problema molto importante. Quindi comunque questa prima campagna Mamma beve, bimbo beve, di questo bicchiere shock... Penso abbia dato là, perché adesso comunque... A te come persona, cioè, comunque aveva colpito? Sicuramente, perché è comunque una campagna che fa effetto, perché ti fa riflettere in quanto è qualcosa a cui non hai mai pensato, ma invece probabilmente a cui dovresti pensare, soprattutto quando hai una compagna, una moglie in gravidanza. Quindi al comportamento della compagna, ma soprattutto anche al tuo comportamento, a come puoi influire, incidere sul fatto che tua moglie non beva, quindi è qualcosa di importante. Penso che la gente adesso comunque nel momento in cui sente che c'è questo problema sicuramente è più attenta, e quindi già il fatto che se ne parli vuol dire che in qualche modo la campagna è riuscita nel suo intento, perché comunque la sensibilizzazione è qualcosa di importante. Quindi dopo da qua a sconfiggere completamente questo problema penso sia difficile, però... Sara, quanto è stato importante il coinvolgimento della famiglia in questo ambito? Beh, è fondamentale perché sono le persone che ti sono più vicine
e quindi che ti aiutano di più durante questo periodo. Diciamo da mamma, insomma, già si è particolarmente attenti a non eccedere e di non far uso. Anche se appunto, come dicevo, anche se siamo in Italia, in un paese avanzato, c'è ancora la cultura di dire ma un bicchiere ogni tanto non fa nulla, ma gli stessi ginecologi a volte lo dicono. Però... Ma te del tuo ginecologo, non facciamo il nome, no, no, assolutamente non era stato, no, era stato detto fin dall'inizio. No, davvero, sì. Ma conosci amiche? Conosco amiche, sì, ma infatti quando si esce, infatti anche gli amici stessi sono importanti, perché quando si esce di solito si esce con gli amici e quindi anche loro, se sono a conoscenza dei danni che può recare l'uso di alcol in gravidanza, parlo anche adesso, anche durante l'allattamento, appunto come diceva la dottoressa, anche adesso che ti dicono ma sì, un bicchiere, cosa vuoi che faccia? E invece no. Perché anche in questo caso bisogna fare attenzione, lo fai per i tuoi figli ed è fondamentale. Tu stessa dicevi che le nostre nonne, e mi ricordo anche la mia, la birra, quando appunto c'era questa falsa idea che bere birra durante l'allattamento contribuisse alla produzione di latte. Sì, certo. Volevo aggiungere una cosa, perché quello che sta dicendo Sara è molto importante, collegandomi anche al visual della campagna Mamma beve, bimbo beve. Quello era un visual che doveva far emergere il problema, quindi si parlava di campagna shock, no? Poi usato lo spritz che nel nostro territorio è un simbolo, era forse più rivolta alle mamme, no? Attenzione, non bevete. Questa campagna Too Young to Drink vorrebbe rivolgersi di più, e non a caso abbiamo preso, esatto, alla comunità, cioè che tutti abbiano questa cultura, perché se la comunità impara che il consumo di alcol durante la gravidanza fa male, comunità intendo tutti, dalle famiglie ma anche dalle società sportive, ecco. Allora si sente, esatto, perfetto, si sente supportata, perché se il ginecologo dice non bere in gravidanza e poi va a casa e magari il marito dice ma cosa vuoi che ti faccia appunto mezzo bicchiere di birra o di vino, non è supportata da una cultura, e la cultura deve essere del cittadino, cioè la cittadinanza deve diventare competente in questo campo. Quindi questo visual con le bottiglie diverse tende a questo, attenzione, quindi non è un problema della mamma, ma è un problema di noi tutti, perché i figli sono della comunità. Ecco, questo è... E voi avete lavorato proprio abbiamo lavorato in questo come senso, servizio, sì. ULS 9 come progetto che avete portato avanti? In generale sì, il mio concetto anche di prevenzione è quello di lavorare sull'aspetto, in generale parlo dell'alcol, quindi in generale quello di lavorare sulla cultura della comunità, cioè che diventi più competente sull'alcol, che capisca i rischi. Questo non significa... Quindi ribadiamo il messaggio, Alessandro, Sara, in chiusura. Sara? Non bevete in gravidanza, non bevete durante l'allattamento e lo fate per il bene dei vostri figli, nient'altro, nulla di più importante. Alessandro, confermi naturalmente? Sicuramente. Sicuramente. Bene, ringraziamo questa famiglia, Alessandro Troncon, Sara Bettetto, e ringraziamo la dottoressa Patrizia Riscica, responsabile del progetto Too Young to Drink dell'ULS. Responsabile del progetto Mamma beve, bimbo beve e consulente per Too Young così to abbiamo Drink. Precisato. Quindi questa prima parte di Storie di Famiglia si conclude qui. Un saluto naturalmente al nostro Piero e alla nostra Carlotta, questi due straordinari bambini di Sara e Alessandro. A tra poco con la seconda parte di Storie di Famiglia. Siamo un gruppo di ragazzi e ragazze di 19 anni e conserviamo nella memoria il ricordo di un bellissimo viaggio virtuale iniziato nel 1994. Eravamo alla scuola elementare quando abbiamo avuto la fortuna di far parte di un singolare gemellaggio nato tra la scuola elementare di Postioma e quella del villaggio di Kitaga in Kenya. Gemellaggio che ci ha permesso di conoscere il continente nero e la sua cultura. I protagonisti eravamo noi bambini, bianchi e neri. Le nostre insegnanti ci hanno avvicinato a quel paese straniero mostrandoci innanzitutto sul planisfero il continente Africa, lo stato del Kenya, la regione del Meru
e idealmente il villaggio di Kitaga. I bambini africani erano entusiasti quanto noi di questa fratellanza. Ci hanno mandato i loro disegni nei quali vi erano rappresentati i loro ambienti, la savana, il villaggio e la loro vita quotidiana, di giovani pastori, di guardiani dei campi. Erano eseguiti su carta straccia, con qualche leggera stesura di colore, e mancavano totalmente di proporzione e di prospettiva. Abbiamo compreso che noi cominciamo ad avere in mano quantità e qualità di matite e colori molto presto, loro e solo i più fortunati molto tardi. Abbiamo scoperto che lì tutto è diverso, il clima, la flora, la fauna, la conformazione del terreno, la lingua, le stelle, i cibi, il lavoro tutto agreste, la dimensione del tempo, le paure, le gioie, i colori della terra, dell'acqua, del cielo, della pelle. Di uguale ci sono i bisogni fondamentali dell'uomo, primo fra tutti quello di sfamarsi. Da noi bisogno assicurato, quasi scontato e soddisfatto fino alla nausea, da loro invece incerto o addirittura negato. Alla scuola elementare di Postioma, in 10 anni di corrispondenza, sono giunte numerose foto e riprese cinematografiche. Tutte sono state osservate, studiate, commentate a scuola, con le insegnanti e a casa con i genitori. E questi genitori degli alunni della scuola elementare di Postioma in provincia di Treviso nell'arco degli anni sono diventati sempre di più, hanno creduto nell'iniziativa e l'hanno sostenuta facendola diventare una vera e propria missione, una propria missione umanitaria, e così sono stati sempre più numerosi gli stessi volontari che sono partiti a proprie spese qui dal Veneto per Kitaga, questo sperduto paesino del Kenya. Hanno portato la loro buona volontà, il loro saper fare qualcosa di concreto, lo hanno messo a disposizione di queste persone, di questi bambini che abbiamo visto in questi video. Ebbene, questi volontari sono proprio qui con noi questa sera a Storie di Famiglia. Cominciamo subito a presentarli, un progetto che è nato grazie alla collaborazione di AVI, questa associazione che è ben rappresentata questa sera dal dottor Tartini, Francesco Tartini, presidente dell'AVI di Montebelluna. Buonasera a lei Francesco. Ma poi ci sono questi insegnanti che si sono fatti portavoce nei confronti dei loro alunni che adesso sono diventati a loro volta degli adulti e a loro volta dei volontari. Allora ringraziamo innanzitutto una rappresentante di questi insegnanti che è anche la referente del progetto, Cinzia Marcon, grazie di essere qui con noi, e poi questo giovanotto, adesso lo vediamo un giovanotto, in realtà 20 anni fa quanti anni avevi? 5 anni. 5 anni, e salutiamo quindi Daniele Pacagnana, ex studente che a suo tempo 20 anni fa raccoglieva i soldini della mancetta dei genitori da mandare poi a questi bambini un po' più sfortunati. Adesso invece stai portando, posso darti del tuo, vero? Stai portando la tua professionalità, il tuo aiuto direttamente sul posto. Adesso che lavoro svolgi? L'idraulico. E quindi sei andato a fare l'idraulico? Sì, sono andato a fare l'idraulico. Bravo, complimenti, ma scenderemo poi nel dettaglio per vedere esattamente che cosa ha fatto questa scuola, che cosa hanno fatto questi insegnanti, ma cosa hanno fatto soprattutto queste famiglie all'interno di questo progetto umanitario. Da che cosa è partita questa 20 anni fa? Cosa che vi ha fatto? Beh, nel 94 c'era questa esigenza di mettere nella scuola anche l'educazione alla pace, la mondialità, la multiculturalità, nasceva in quel periodo. E allora siamo partiti con un'adozione di un ragazzo di Salam, ragazzi dell'Ulivo, della Palestina, però erano difficili i contatti. Poi i genitori stessi, proprio del comitato genitori, ci hanno proposto la collaborazione con l'AVI e di adottare dei bambini del Kenya. Da 2 o 3 bambini il padre missionario che era là ha detto no, 2 o 3 bambini, una scuola intera vi do. E così ci ha dato questa scuola in mezzo alla savana. E da là è cominciato tutto il progetto. Quindi molto bello. Un'adozione a distanza, dei bambini che adottano dei bambini? È corretto? Sì, i bambini della scuola di Postioma che hanno adottato tutti i bambini della scuola di Kitaga, che erano pochissimi all'inizio, erano neanche 50, adesso sono più di 200. La differenza si è vista, insomma, del progetto.
Daniele, tu ti ricordi 20 anni fa quando eri probabilmente ancora alla scuola materna? Sì, in prima elementare ero... E sì, mi ricordo, si raccoglievano i soldi e si facevano i salvadanai, proprio li costruivamo con il cartone, per cui sì, poi mi ricordo che c'era anche un concorso di chi vinceva, che si vinceva il salvadanaio più bello vinceva. Sì, infatti sono molto belli. Quindi delle iniziative che servivano proprio a sensibilizzare questi bambini, perché poi il concetto di aiuto non è facile a quell'età, 5 anni, grazie. Beh no, non è facile, però quando i volontari tornano e portano le loro foto, eccetera, questi bambini vedono lo zio di Marco, il papà di Caterina, e quindi questi volontari che andavano giù non erano degli estranei, erano i loro genitori, erano i loro vicini di casa, i loro amici, i genitori dei loro alunni, dei loro compagni di classe, per cui era una cosa molto sentita, è tuttora una cosa molto sentita, perché è tutto in famiglia, è tutto nel paese. Ci si responsabilizza l'uno con l'altro, in sostanza, si aiuta anche a insegnare a questi ragazzi il concetto di solidarietà. Sì, decisamente sì. Presidente Tartini, voi siete stati un po' i promotori, avete dato il là quindi alla scuola di Postioma per adottare ora 200 bambini, quindi un bel numero. Sì, anche se 20 anni fa io ero alle mie prime esperienze in Africa. Il lavoro è stato avviato da Gino Merlo, che è stato lo storico presidente dell'AVI. Voi cosa fate esattamente quindi? Noi operiamo soprattutto in campo sanitario e scolastico, quindi abbiamo una rete di circa 1800 adozioni a distanza con la quale accompagniamo a scuola ragazzi e soprattutto ragazze, e poi realizziamo edifici, quindi scuole, piccole scuole, dispensari, abbiamo costruito un ospedale, vari progetti collaterali tendenzialmente finalizzati a favorire l'accesso all'istruzione. Operiamo in contesti dove soprattutto le bambine sono estremamente penalizzate, non vanno a scuola perché devono accudire i bambini. Quindi non solamente in Kenya? Lavoriamo anche in Mozambico, in Costa d'Avorio, in Camerun. Abbiamo iniziato a farlo cominciando a collaborare con i missionari della Consolata. Oggi ci troviamo a lavorare anche con associazioni di immigrati presenti nel territorio trevigiano, quindi abbiamo un po' ampliato. Con che fondi operate? Abbiamo visto, ma qui ci sono i genitori che si sono fatti avanti. Abbiamo la fortuna di avere una grossa rete di donatori privati, e poi quando ci riusciamo partecipiamo a bandi pubblici della Regione Veneto, di fondazioni, quindi riusciamo a portare a casa, abbiamo avuto contributi dalla Tavola Valdese, da qualche fondazione che si occupa di cooperazione. E abbiamo un bilancio che comunque ci consente di spendere ogni anno circa dai 350 ai 400 mila euro di interventi all'estero, proprio di soldi mandati sul posto. Abbiamo visto che la scuola elementare di Postioma ha realizzato 3 scuole, ha realizzato la sala mensa, la sala insegnanti, la vasca appunto per l'acqua, tante cose. Quanto loro hanno speso complessivamente? 83.000 euro. Voi quanto riuscite a dare una mano al prossimo con questi 200.000 euro che solitamente appunto riuscite a incamerare annualmente? Vabbè, la cifra è quasi doppia, riusciamo sì, effettivamente a spenderli tutti là, non abbiamo pressoché nulla di spese di gestione se non l'affitto della nostra sede. Dico, ma riuscite ad arrivare in tanti punti bisognosi? Tante zone bisognose? Stiamo anche cercando proprio come strategia in realtà di concentrare gli interventi in maniera tale che siano anche consistenti ed efficaci, e purtroppo è un compito non facile perché siamo subissati di richieste di amici missionari, di contatti, e purtroppo non possiamo disperdere interventi di qualche migliaio di euro che non avrebbero molta efficacia. Vi aspettavate un lavoro così importante da parte della scuola di Postioma? All'inizio, 20 anni fa? È una continua sorpresa questo. Vorrei dire che è la migliore dimostrazione tra i progetti che abbiamo avviato di come fare cooperazione internazionale non sia
un intervento unidirezionale, il donatore ricco che fa una donazione, ma sia proprio costruire una relazione, creare uno scambio nel quale entrambe le parti si arricchiscono. Noi abbiamo più generazioni di ragazzi, qui a Postioma che in Kenya, che sono cresciuti con questo progetto, sicuramente sono diventati uomini migliori, hanno appreso valori migliori, insomma, valori che vanno al di là di quello che è l'insegnamento tradizionale, e credo che al di là dell'edificio, del tank, dell'acqua, delle sale insegnanti, sia proprio questo l'obiettivo principale che è stato possibile raggiungere. Voi stessi, Daniele, siete diventati dei volontari, abbiamo detto, ma 20 anni fa, quando avete cominciato questa esperienza di progetto umanitario, per voi ti ricordi come identificavi questi bambini che erano dall'altra parte del continente? Cioè come pensavi a loro? Come qualcuno di cui aveva bisogno o come se fosse qualche amico vicino a casa? Sì, pensavo che fossero delle persone che avevano bisogno d'aiuto, perché non andare a dare una mano. Per cui... Mettevi da parte quindi i soldini della paghetta settimanale o erano mamma e papà che ti davano una mano? Non è stata una cosa tanto preparata, me l'hanno chiesto e io ho risposto di sì. Quando sei andato in Africa? Sì. Quindi quando sei andato in Africa, quando sei andato in Kenya? Nel 2009 e nel 2011. E quanti dei tuoi amici hanno seguito un po' il tuo percorso? Beh, non tanti, però qualcuno sì. Probabilmente grazie continueranno a dare una mano, se non direttamente come fanno Daniele e gli altri volontari, in maniera magari economica. Ormai la parola Kitaga, Postioma, ha tutto un suo significato, anche quando terminano la scuola elementare rimane questo nome, rimane questa esperienza. Infatti al ventennale sono venuti anche ragazzi più grandi, dalle medie, così per ricordare. Rimane un'esperienza di vita secondo me per i bambini, perché ogni anno, 2 o 3 volte all'anno, il mercatino, i salvadanai, le danze, e crea per cui questi bambini non sono degli estranei, no? Ma fanno parte del vissuto della scuola. È bello secondo me. Molto bello, noi li ringraziamo Daniele che si darà il cambio con un'altra volontaria, un'altra ragazza che a suo tempo quando hanno cominciato, pensate un po', non era ancora nata, quindi tra breve conosceremo anche la nostra Federica, e ringraziamo il presidente dell'AVI di Montebelluna per averci appunto illustrato le iniziative dell'AVI, di questa associazione che ormai, lo ripetiamo, è nel territorio, signor Tartini, da 27 anni. 27 anni. Quindi disposta sì a dare una mano a queste associazioni di genitori, ma anche al privato, lo ricordiamo, quindi se vuole lanciare un appello anche a quanti volessero in questo momento contribuire per sostenere a distanza dei ragazzi, degli studenti in difficoltà. Cogliere l'occasione di fare un'esperienza di questo tipo, cioè io credo che il fatto di poter toccare con mano questo tipo di realtà, anche solo vedere senza la necessità di impegnarsi come ha fatto lui come idraulico, altri come muratori eccetera, ma più andare a vedere è qualcosa che ti cambia la vita. Quindi voi organizzate anche questi viaggi? Noi cerchiamo di aiutare chi vuole fare un'esperienza di questo tipo ad organizzarla. L'anno scorso tra l'altro abbiamo avuto, anche non senza preoccupazione, l'esperienza di 2 giovanissimi, 2 ragazzi neo-18enni proprio, che sono stati giù in Kenya a visitare un altro progetto nostro per bambini di strada, e con loro la prossima settimana saremo all'Istituto Levi di Montebelluna per raccontare ai loro compagni questa esperienza nell'anniversario della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia. Un bel modo anche per fare una sorta di premio di maturità per questi ragazzi, invece che andare all'estero a fare è stata una bella scelta da parte loro, si sono pagati il viaggio con le famiglie, con i risparmi che hanno fatto, insomma, e quindi veramente è una bella soddisfazione vedere che qualcuno ti segue. Bene, ringraziamo quindi il presidente Tartini, salutiamo anche Daniele, noi ci vediamo tra poco, dopo una brevissima pausa di pubblicità, tra poco.
Eccoci nuovamente in studio per parlare di questo progetto, un progetto umanitario tra la scuola elementare di Postioma in provincia di Treviso, un paesino disperso, vero Grazia, della savana del Kenya, si chiama Kitaga. Questo paese, anzi questa scuola, che è stata adottata dall'intera comunità scolastica di Postioma. È stata adottata e questi insegnanti, assieme a questi genitori volontari, sono riusciti a costruire delle scuole, le sale mense, sono riusciti addirittura a costruire una sorta di riserva di acqua per queste famiglie, per questi bambini. Ne parliamo questa sera assieme a quello che possiamo definire il presidente dei genitori che hanno portato avanti questo progetto, il signor Flavio Benetti. Buonasera, Buonasera. Flavio. Con lui c'è anche sua figlia che all'epoca, quando hanno iniziato 20 anni fa, la nostra Federica non era ancora nata. Esattamente. Quindi tu hai seguito il percorso del papà e naturalmente a tua volta poi sei diventata una volontaria sostenitrice anche con la forza, perché sei andata in Kenya anche tu, vero? Ma ne parliamo dopo. Partiamo da lei, signor Flavio. Lei è stato uno dei genitori che assieme alle insegnanti, assieme a Grazia Marcon, si sono prodigati all'inizio perché credevano in questo progetto. Come siete partiti? L'idea appunto è partita dalla scuola come progetto, poi noi come genitori abbiamo collaborato per quanto riguarda la costruzione delle scuole, varie opere murarie, diciamo, lì direttamente a Kitaga. Ma quindi ognuno partiva con la propria professionalità, cioè sapeva fare il mestiere di muratore, di idraulico, di elettricista? Che ci fosse qualcuno che potesse guidare il gruppo e poi gli altri si aggiungevano, facevano quel che erano in grado di fare, non era importante, necessario che vi fossero tutti i tecnici o comunque gente specializzata a fare il lavoro, perché l'importante era che la gente venisse a conoscenza del progetto, quindi di un nuovo mondo, mettere in contatto bambini africani con bambini italiani, quello era lo scopo del progetto, diciamo. Poi ovviamente le strutture... Però avete fatto anche delle belle cose, molto utili per la comunità di anche Kitaga. impegnative, diciamo, dal punto di vista economico, perché il primo anno, nel 97, abbiamo raccolto 20 milioni di lire in 6 mesi a Postioma, solo Postioma è un paesino allora di 2000 abitanti, quindi è una cosa non da poco, per dire la sensibilità anche delle persone, perché è vero sì che quelli che sono andati giù magari hanno un po' più di luce, ma è altrettanto vero che quelli che ci hanno aiutato a casa sono altrettanto importanti, sono stati altrettanto bravi, insomma. Hanno contribuito a livello economico? Sì, ma anche come sostegno morale, perché io dico sono andato giù io, però a casa c'era mia moglie che aveva 2 bambini piccoli, 3 bambini piccoli, per cui... E lei cosa faceva? Che ruolo aveva lì? Ma io costruivo, sì. Per cui... quindi lei aveva la funzione di geometra, quindi c'era anche un tecnico in quel momento. Geometra e muratore, perché io sapevo costruire. Ma tutti i genitori sapevano costruire un muro o gliel'ha insegnato lei? No, c'era chi sapeva costruire un muro, c'era per esempio un ingegnere, prima volta c'era un informatico, una ragazza che faceva altre cose, per cui un po' di tutto. Ecco, stiamo vedendo intanto alcune delle immagini. Ecco, quello che stiamo vedendo che cos'è, signor Quello lì è il serbatoio dell'acqua, lì raccogliamo 65.000 litri di acqua dal tetto della scuola elementare e media. E per i bambini di Kitaga è stata una cosa eccezionale, perché avere l'acqua... Ecco, questi siete voi in mezzo ai bambini? Sì, sì. Qui è un gruppo di volontari con i bambini. Una volta a metà percorso circa facevano una grande festa con tutte le autorità, i bambini, gli insegnanti, e lì c'era questo scambio di doni che portavamo noi, di doni che loro preparavano per noi, quindi... Voi cos'è che portavate? Ho visto che portavate delle... Noi abbiamo portato i palloni, abbiamo portato magliette, berrettini, cose che gli mancano, insomma. E loro cosa vi hanno dato in casa? E loro hanno preparato dei giocattoli, proprio i bambini, con i mezzi che hanno loro, semplici, fatti con le foglie, fatti con pezzi di legno, e poi i genitori magari preparavano delle scopette, dei cesti, fatti col vimini, con l'agave, l'erba che hanno di loro, così. Ecco, e quando tornavate, eccoli, li stiamo vedendo proprio nelle immagini, venivano consegnati, immagino, agli insegnanti della scuola elementare di Postioma, che poi... Abbiamo un armadio. Immagino. Sì. E che cosa dicevano gli alunni, anzi che cosa continuano a dire gli alunni della scuola elementare di Postioma quando vedono questi oggetti realizzati dai loro coetanei dall'altra parte
Sono molto curiosi del mare. di come vengono usati, poi piace toccare, scambiarsi. E poi i bambini di Postioma hanno a loro volta fatto braccialetti, disegnato, le magliette per esempio sono tutte disegnate, state disegnate dai bambini, delle borsette di stoffa con tutti gli stampini. Quando hanno fatto i braccialetti per esempio ne facevano uno per Kitaga e uno per se stessi, prima per i bambini che avevano adottato, certo, e poi uno per loro per ricordarsi, era il braccialetto dell'amicizia, un anno è stato quello. Altri anni invece disegni, fiabe tradotte in inglese, perché l'inglese è la tinta che studiamo nella scuola italiana, ma anche la lingua che parlano a Kitaga, perché in Kenya l'inglese è una delle lingue ufficiali. C'è stato anche uno scambio di tradizioni, so che le nostre musiche sono sì, certo, arrivate in Kenya e dal Kenya sono arrivate le tradizioni musicali di Postioma. Sì, sì. Poi quest'anno con il ventennale abbiamo avuto una simpatica signora, sempre africana, che ha insegnato ai bambini come hanno ricostruito, fatto una specie di teatro su com'è la scuola in Kenya, e poi abbiamo avuto 2 ragazze che ci hanno insegnato a danzare con le danze africane e quindi i bambini si sono scatenati con questi ritmi un po' diversi da quelli che usiamo noi, però sempre belli. Passiamo alla nostra Federica, questa ragazza di soli 20 anni che ha già avuto questa esperienza. Tu invece di andare a farti il giro in qualche capitale europea con gli amici, hai deciso di andare in Kenya a lavorare. Sì. Sei andata col papà? Sì, sì, sì. Com'è stato quando sei arrivato là a conoscere questi tuoi coetanei, magari? Ma un po' più piccoli. Un po' più piccini, però lo sono stati i tuoi coetanei. Certo, a suo certo. tempo. Com'è stato? È stata un'esperienza molto particolare. È difficile, sì, da classificare, perché mi è sembrato come andare in un'altra dimensione, insomma, un po' fuori dal tempo, questo spazio, questi ritmi che hanno loro di vita e tutto, ma è stato molto bello appunto principalmente la relazione con i bambini e i genitori, insomma, chi ci parlava, chi veniva a trovarci, e sì, è stato un bello scambio, insomma. Tu sei andata col papà, immagino, quel giorno, quindi magari preoccupazioni di vario genere non ne avevi perché eri in ottime mani. Certamente. E sai di qualche tuo amico che invece magari sai la perplessità di andare in un ambiente completamente diverso, che magari l'impatto non è stato così semplice come si può pensare, c'è stato? Sicuramente, perché appunto io avevo una figura che era già stata lì nel posto, ormai conosceva la zona, insomma, quindi sì, io ero molto più tranquilla da questo punto di vista, insomma. Quindi ho potuto godere appieno di quello che ho sperimentato lì. C'è stata più gioia nel dare o più gioia nell'avere? È una domanda difficile, penso entrambe, insomma, sì, entrambe. Il primo impatto che c'è stato con questi bambini, quando sei arrivata? Sì, è sempre il cibo, come abbiamo visto anche nella copertina iniziale, lì non è che ci sia la possibilità di avere tante possibilità di scelta. Toccante, ad esempio, è quando appunto questi bambini venivano da noi e ci chiedevano una caramella, o vestiti, o matite, insomma, cose. E sì, è molto difficile, noi queste piccole cose ce le abbiamo, però sì, è sempre toccante vedere, insomma, come con poco loro sarebbero felici, anche solo nel gesto della caramella, nel dargli la caramella, loro sì, erano veramente riconoscenti verso di noi. Grazie, voi avete insegnato a questi ragazzi non solamente la geografia, la storia, la matematica e l'italiano, ma anche un valore importante che è quello della solidarietà rispetto a 20 anni fa. Lei non sembra che sia così, tra virgolette, anziana, però lei ha vissuto gli alunni, la vita degli alunni di 20 anni fa e quella di adesso. L'entusiasmo dei bambini è sempre uguale. La differenza, ecco, questo volevo chiedere, non c'è. E anche la collaborazione dei genitori, perché per una scuola, per fare un progetto è assolutamente essenziale che ci sia anche la collaborazione del comitato genitori, e da Postioma c'è molto questo, c'è molto per i genitori volontari che sono andati giù, i genitori che collaborano. Noi sentiamo molto
la partecipazione, e anche gli stessi bambini, perché è con l'esempio che si impara la solidarietà, e quindi avere questi esempi secondo me è bello, e comunque l'entusiasmo è rimasto invariato. Per loro è stato, per i vostri alunni è stato importante vedere questi video, queste fotografie che arrivavano direttamente dal Kenya? Sì, fa la differenza assolutamente, altrimenti potrebbe essere una qualunque trasmissione televisiva dove si vedono bambini in varie occasioni. Lì erano i loro amici e erano quelli che loro conoscevano anche attraverso appunto i volontari, che sono, il 90% sono di Postioma, sono le stesse persone che poi trovano per la strada, in chiesa, che vedono nei video. E quindi collegano l'amicizia. Sì, anche quelli che adesso hanno appunto 20 anni, 25 come Daniele, rimane questa esperienza con i loro amici. Abbiamo detto, anzi l'abbiamo sentito proprio da questo video reportage che è stato realizzato dalla scuola elementare di Postioma, che alcuni di questi bambini non sanno esattamente dove sia Postioma, dove sia Treviso, dove sia l'Italia, però sanno pronunciare molto bene il nome Postioma, un po' come i vostri ragazzi, il paese anzi di Chitaga. È una scuola un po' invidiata perché ha uno sponsor che è sempre quello da 20 anni, è stato così. Cioè abbiamo proprio visto che quello che è stato dato dai bambini e portato da Flavio e dai volontari è qualcosa di concreto. Adesso noi pensiamo a mantenere naturalmente, abbiamo mandato giù dei soldi nei periodi di siccità che si sono sentiti anche nel telegiornale. I bambini sentivano nel telegiornale che quella fascia di Africa soffriva la siccità, e poi sapevano che una parte dei soldi che loro davano nei salvadanai serviva a comprare, spiegavamo, a comprare i fagioli, comprare il mais per fare la zuppa di mezzogiorno, e per questi bambini, per cui si sentivano coinvolti, si sentono coinvolti. Per le molte classi, per le molte famiglie che ci stanno ascoltando, voi avete raccolto nell'arco di 20 anni 83.000 euro. Con questi 83.000 euro, lo ricordiamo, Grazia, se vuole dirlo lei, quante cose avete realizzato a Chitaga? Beh, abbiamo fatto la scuola elementare, la scuola media, che per loro comunque sono 8 classi con questo portico lungo, la scuola materna, una sala riunioni, la direzione didattica, la cucina, i tank per la raccolta dell'acqua piovana e anche i collegamenti a una specie di acquedotto un po' che un po' funziona, un po' no, però l'acqua piovana c'è in qualche modo, sì. E l'ultima è stata proprio la costruzione della scuola per insegnanti, che ha delle mini appartamenti in più dove c'è anche la possibilità, se li affittano, diciamo, per mantenere un po' la scuola, perché tendiamo che possa andare avanti anche da sola la scuola, cioè che non sia solo dipendente da Postioma. Ma che vada avanti con le proprie gambe, che è una cosa importante, vero Flavio? Quindi 83.000 euro nell'arco di 20 anni, quindi vuol dire che una media di 4-5.000 euro all'anno siete riusciti a raccogliere a Postioma, quindi neanche un impegno tanto gravoso a livello economico per la comunità. Per la comunità no, per Chitaga è stata una grande cosa. Quindi è un qualcosa che tutti potrebbero fare, mettendosi insieme come avete fatto voi. Sì, perché appunto come dice lei non è così gravoso considerando l'arco di tempo in cui sono stati raccolti. E effettivamente io ho visto nel 94, quando è partito, queste scuole fatte di fango, mi ricordo il preside che usciva in mezzo a una boscaglia, un po' ubriaco, diceva il missionario. Ad oggi che si è notato proprio che loro hanno capito che c'è qualcuno che li sostiene, hanno bisogno anche del sostegno morale, non solo economico, per cui avevano anche la voglia di tenere in ordine, hanno spianato tutti quanti i rovi, hanno ricavato un campo da calcio così, e si vede proprio la voglia, la volontà e diciamo sta sicurezza che veniva dal fatto che un paese lontano, che loro non sapevano dove fosse posizionato sulla carta geografica, c'erano delle persone che gli volevano bene e che erano disposte ad aiutarli, per cui è molto importante anche per loro. Quando andiamo lì noi siamo come gli americani quando sono venuti in Italia a liberarci, insomma, ecco. Bello stessa cosa, paragone. stessa cosa.
Quindi è stato un po' un momento di solidarietà che è servito a dar loro coraggio per tirarsi sulle maniche, imparare a vivere anche in maniera più civile, possiamo definire così. Flavio, lei è rimasto lì? Sicuramente quindi... sì. Bene, noi ringraziamo questi rappresentanti quindi della scuola elementare di Postioma, un esempio di solidarietà che è stato tramandato nell'arco di questi 20 anni sì dagli insegnanti, dai genitori, e che è arrivato fino ai giorni nostri con questi ragazzi che prima erano gli alunni che contribuivano attraverso i disegni, attraverso il risparmio settimanale della paghetta, adesso invece contribuiscono con le proprie braccia ad aiutare queste persone in difficoltà dall'altra parte del continente. Quindi ringraziamo Grazia Marcon, responsabile del progetto, la nostra Federica Benetti e Flavio Benetti, il papà, questo papà che 20 anni fa ha dato vita a questo progetto umanitario. Storie di famiglia si conclude qui, noi ricordiamo ai nostri telespettatori che potete continuare a segnalarci le vostre storie, gli indirizzi, l'indirizzo email lo vedete in sovraimpressione, così come il numero di telefono della nostra segreteria telefonica. È tutto per questa puntata di Storie di Famiglia, noi torniamo la prossima settimana, arrivederci.